Giornata internazionale della lingua madre, in chi sulla cima del grattacielo del Palazzo Lombardia si andrà a mangiare dopo, anzi io già a mangiare, dopo un bel convegno sulla lingua lombarda e che in chi della gente che le andrà a parlare in lombardo. Ciao. Che è venuto che si è scondu e in altri che si sconvinga. E allora, vi è piaciuto il convegno? Mi è piaciuto, il mangiare mi è piaciuto anche più sempre. Bravo, Devo dire la verità. perché è bello parlare di lingua, ma l'importante è mangiare. La lingua, le minga straca, se la sanno della. E ti cosa te pensi? A me è piaciuto, perché anche la mia faccenda della saletta, che credo che dia l'evento, ma me l'ho visto in videoconferenza, però mi sono proprio divertito. E poi il posto è bello, perché nella sede della Regione Lombardia, è il centro della Lombardia. È proprio il cuore della Lombardia. Come di? È il cuore del cuore. In cuore della Lombardia? No, la lingua lombarda è in cima al mondo. È bello, perché siamo all'ultimo piano del grattacielo. E poi ha anche un senso dubbi, no? Cima al monte. Bravo, esatto. Ti sei un poeta, bravo. Ma ti parli lombardo anche per scrivere di poesia. Scrivi di poesia. Perché il dialetto è quasi una trasloca. Mi pubblica quasi 24 libar da poesia in lombardo. Va bene. Tra un po' avervi la mecca edizione. Un'altra. Vabbè, andiamo a vedere se c'è un qualcuno d'alter che per parlare. Ciao Simo. Ciao, guarda con chi sono qui. Allora, vi è piaciuta la conferenza? Sì, tantissimo. Sì? E a te? A me sì, dai. È stata... sì, disegno è stato interessante. E sei d'accordo? C'è sempre un po' il grano e l'olio. Sì. È a posto. L'olio. Però mi parli in lingua italiana. È un po' un rebelotto. Sei d'accordo anche te? Ripeto la domanda perché... Ciao. Ciao. Ti è piaciuta la conferenza? Ma mi è piaciuto, sì, è stata utile, dice amici. Bravo. Bisogna mica fermarsi qui. Bravo. Al Tamburello ha presentato il professor Tamburello, l'ha presentato, la fa un'inquadrazione generale del problema, però ha avuto un po' di spazio e la di quel che l'ha potuto dire, un po' di spazio. Dunque speriamo che dopo da quell'intervento sia di altre occasioni, perché al Tamburello e magari anche di altre tecniche della rivitalizzazione linguistica, vedono di lassù in una maniera più tecnica e più completa. E più ufficiale. Più completa e più tecnica, che abbiano un po' più di spazio, però un passo compagno di quel di che bisognava fare, sta interessante. Bravo, grazie. Di niente. Allora, vedete che un po' alter finalmente vedi fuori l'intervista al Tamburello. No, vabbè, no. O ce l'ha col vin bianco dentro, se no se il cervello... Allora ti puoi dire di roba pericolosa, per esempio, che il lombardo è in dialetto. No, allora sono contento che finalmente si fa una bella conferenza. Quella roba d'Italia, no, vabbè, è un reportage che si andrà a fare dopo la conferenza. Domani scrivi un articolo su come è andata. Sì. Allora, cosa pensi di come è andata la conferenza? Henry Scunter. Ma pensi che è andata bene? Che prima di tutto è un successo che sta tanta gente. E quello già modo per lui è un successo. E poi anche al Davide, anche altri che hanno parlato, hanno avuto un atteggiamento aperto verso l'idea della cultura e di salvare la cultura, e anche se comincia a sentire più un atteggiamento positivo verso la diversità, l'unità della diversità, che poi è stata lo slogan dell'Europa Unita, e sapeva fare anche lo slogan della lingua lombarda come tante altre lingue, che l'unità della diversità, la diversità è da mantenere, ma l'unità è la strada che la permette di mantenere la diversità. D'accordo, grazie. Niente, siete d'accordo? Ho sentito mettere della roba, se non allora di sì che... Sì, esatto. E contribuire del professore. Basilarmente sì. D'accordo, grazie. Allora, Michael, che pensi della conferenza? Mi su fai insieme. Ciao! No, Ciao, è una bella conferenza.
è stata bella, oddio, interessante, dai. No, è stata interessante, che ha partecipato il Tamburello, che è il punto di vista, come si dice, tecnico, scolastico, accademico, e niente, alla fine è stata una bella roba. È bella perché, passami il telefono un secondo, perché quello fa vedere la vista che è dal Palazzo della Regiù. Sulla conferenza, una roba importante. Una roba importante, bella, interessante, profondo, peccato che l'Unione non va. È bravo. Bravo! Basta. E te che La volta che viene, lavorano tutta in lombardo. Unica nota. Bravo. Come tanti bei discorsi sulla lingua lombarda in italiano e basta. La prossima volta per una bella conferenza sulla lingua italiana in inglese. Wow! Giusto. In nostra piscina, va bene. Allora, che skill è tutto e... No, ecco, comunque era interessante, le belle. Bravo, d'accordo, Ciao, perfetto. Pier. Ciao, Bravo, mi raccomandi, In maniera giusta. guidi con prudenza. E tanti basiti. Ciao.